Genova ha dominato il mezzo Mediterraneo, aveva colonie da tutte le parti. L'idea di unire la storia di Genova e raccontare i suoi prodotti, le sue eccellenze in questa chiave teatrale, secondo me è molto bella. Questo ci potrà servire, questo tipo di esperienza, per elaborare un format che vogliamo fare di promozione e valorizzazione dei prodotti locali, partendo dalla collaborazione che abbiamo col Consorzio del Basilico DOP per la promozione proprio del territorio attraverso i suoi prodotti. Ma c'è un'altra cosa in cui abbiamo un passato glorioso e un presente penoso. È il calcio. Abbiamo pensato come Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP, Consorzio dell'olio DOP Riviera Ligure e Enoteca Regionale di far diventare i prodotti tipici protagonisti di questa performance teatrale, durante la quale i turisti, così nella nostra ambizione, potranno imparare a conoscere e ad apprezzare le caratteristiche dei prodotti di eccellenza del nostro territorio. Sono 5 repliche che faremo e sono già tutti prenotati, quasi tutti prenotati dalle guide turistiche, dal mondo, diciamo, che ha attenzione verso il turismo, perché come dicevo prima il nostro auspicio è riuscire a riproporre, anche con l'aiuto della città metropolitana che insieme al Comune di Genova ci ha appoggiato e la Regione Liguria ovviamente ci hanno appoggiato in questa iniziativa, di riuscire proprio a farlo diventare un'occasione turistica. È un modo nuovo per presentare le eccellenze della Liguria, per presentare i nostri DOP, e che cosa c'è di meglio che fare un pesto che diventa conviviale, innamora dal profumo al colore al gusto e il turista è attratto. E in questa location, dove verrà ripetuta questa specie di pranzo conviviale, per me deve essere bellissimo per il turista, perché è come entrare in una casa, come entrare in un posto segreto all'interno di un palazzo, dove il turista normale passandoci non entrerà mai, non riuscirà mai ad arrivare in una stanza del genere. In questo contesto che avvolge, che coinvolge, vogliamo così fare vivere un'esperienza un po' concreta al turista che avrà l'occasione di passare da Genova, e quindi attraverso proprio l'atto manuale della preparazione del pesto, e quindi l'adoperare i prodotti del nostro territorio, a partire dal basilico genovese DOP all'olio DOP Riviera Ligure e anche assaggiando un bicchiere di buon vino ligure, riusciamo a trasmettere quello che è tutto l'insieme di sapori e di saperi della nostra regione. Un vino decisamente particolare, un vino con delle caratteristiche marcate che se le porta nel gusto e anche nel carattere. Dobbiamo partire da una considerazione antropologica, che noi siamo l'espressione di quello che mangiamo e di quello che beviamo, quindi funzioniamo con il cibo e con quello che entra nel nostro corpo, quindi questa è veramente, parlando di Liguria, l'espressione più antica, più vera e più tradizionale, quindi parliamo di origini. È bello essere riusciti a organizzare una giornata come questa, che mette al centro 3 baluardi, 3 portabandiere della Liguria. Nata da una collaborazione con il Consorzio del Basilico Genovese DOP, che ci ha sollecitato a produrre un lavoro teatrale per comunicare i sapori. E siccome il teatro spesso gioca con questo, c'è tutto un filone che è il teatro sensoriale, che lavora su queste cose, è un teatro che porta verso l'esperienza esperienziale, quindi abbiamo voluto giocare con 25 mortai, 25 spettatori, metterli alla prova dopo avergli raccontato storie di Genova, di Liguria e dei nostri sapori, dei nostri gusti, di olio, di vino e di pesto. Abbiamo lavorato in questo anno di ricerca anche per cercare poi di trovare delle condizioni anche di scenografia e che potessero dare quel senso di intimità in cui veramente poter far vivere l'esperienza al meglio. Siamo molto contenti, le persone che vengono sono felici di ritrovare sia
sia delle informazioni tecniche, perché poi le hanno delle informazioni, ma allo stesso tempo in una situazione accogliente, di cura, e questo era il nostro obiettivo, quindi siamo contenti così. Un'ottima iniziativa per far conoscere una delle nostre eccellenze. Oggi è il pesto, comunque nel percorso abbiamo conosciuto anche il vino, abbiamo conosciuto il nostro olio, quindi un format nuovo che può essere uno strumento importante per promuovere uno dei prodotti per cui è conosciuta la nostra Liguria, la nostra Genova.